Giuseppe Conte. Ciao a tutti, ciao. Mamma mia, quanti siete! Che onore! Che onore! Mi commuovete! Dopo una giornata, settimane di giri, di fatica, vedere qui star tra voi è un gran piacere, davvero. Ma ci sentite anche voi in fondo? Cari concittadini, cari sangiovanesi, avete già sentito loro? Avete sentito di questa proposta per un nuovo governo della città? E io non aggiungo nulla. Sentito anche il nostro candidato Barbano. Avete visto com'è serio? Rigoroso. E te lo rimproverano tutti, ma quello è un vantaggio, essere seri e rigorosi. È un professionista, chi lavora con lui in ospedale lo conoscete in tanti, non ve lo devo presentare io, lo conoscete forse voi meglio di me, giusto? Per noi importante era trovare un centravanti che fosse all'altezza, competente, serio, rigoroso. Sapete come la pensiamo, sapete come siamo fatti, sapete come la penso io in particolare. Poi c'è stato anche il contributo delle altre liste. È un lavoro che hanno iniziato da tempo, me ne hanno parlato, io ho rispettato perché è giusto che il territorio esprima in modo naturale, elabori una proposta. Ho solo chiesto che sia una proposta seria, che sia un progetto concreto, perché non si va nella casa del comune solo per gestire il potere. Le istituzioni pubbliche le dobbiamo rispettare. Si va nella casa del comune per gestire nell'interesse dei cittadini, per cercare di cambiare le cose, di migliorarle, per cercare di offrire un servizio a tutti quanti. Questa, Filippo, se questi nostri concittadini ti daranno e vi daranno fiducia, questa deve essere una casa trasparente. Non deve mai succedere che quello che si decide qui non sia deciso attraverso un processo decisionale chiaro, trasparente, partecipato. Il giorno in cui, ve lo dico per esperienza, quando iniziate a vedere che la politica non vuole comunicare quello che sta facendo, quando la politica si sottrae al confronto, non riesce a spiegare come e perché sta prendendo una decisione, vuol dire che c'è opacità. Dobbiamo diffidare. Questa deve essere una casa di vetro, una casa trasparente di tutti i cittadini. Quindi dobbiamo arrivare alle decisioni, alcune saranno anche difficili, perché vedete, governare non è facile. Delle volte questo aspetto viene trascurato. Governare molto spesso significa assumere decisioni difficili in contesti complessi. E io lo dico sempre, non è che qui c'è il bene comune sempre chiaro. Delle volte per arrivare al bene comune, per mettere a fuoco quello che è l'interesse migliore della collettività, bisogna arrivarci con fatica, bisogna studiare, bisogna approfondire, bisogna anche scegliere tra interessi in gioco. E spesso sono interessi in gioco che sono tutti meritevoli di tutela, apprezzabili. Poi però bisogna scegliere tra gli interessi che vanno in conflitto quello che ci porta alla decisione per il bene comune.
Ma l'importante è sempre scacciare via invece il malaffare, lontano. Non si deve neppure avvicinare. Qui io ve lo dico a tutti, si lavora nell'interesse loro dei cittadini. I destini personali, gli interessi personali egoistici devono stare da parte. E questa è la garanzia a cui io mi sono impegnato quando sono uscito da Palazzo Chigi, di dare una mano al Movimento 5 Stelle per continuare questo percorso. Se lo faccio, e voi lo sapete, potete immaginare che già il fatto che non riesca a venire spesso a San Giovanni è un sacrificio che impongo ai familiari, ma è un sacrificio che lo faccio solo a condizione di portare avanti delle battaglie. Poi voi lo sapete, veniamo accusati di tutto, trasformismo, veniamo accusati di opportunismo, ci rivolgono tutte le accuse possibili e immaginabili. Quante volte avrete sentito, leggendo la stampa, articoli di giornale, quante volte avrete sentito nei talk show opinionisti, commentatori, addirittura velenosi, pronti a dileggiare. Spero che in quei casi abbiate detto: ma noi non riconosciamo Giuseppe Conte che abbiamo è cresciuto qui e che non lo riconosciamo in queste brutte descrizioni. Sono sempre io, sono sempre io, vi assicuro. Il problema qual è? Perché tutto questo, delle volte, livore? Perché tutte queste accuse? Perché noi facciamo un tipo di politica e siamo scomodi, ma siamo scomodi non perché siamo speciali, non siamo scomodi perché siamo speciali, facciamo quello che dovrebbero fare tutti, tutti. Certo, qualche particolarità ce l'abbiamo. Faccio un esempio. Avete seguito un po' con la cronaca pugliese, quella più recente? Avete visto, siamo arrivati a Bari, sono arrivato a Bari, ho fatto una conferenza stampa e dall'oggi al domani abbiamo dichiarato: i nostri consiglieri lasciano le poltrone da assessore, presidente di commissione, perché di fronte a queste inchieste noi non possiamo far finta di nulla. C'erano inchieste, avete visto, addirittura dove è certificato lo scambio politico-mafioso, ci sono delle inchieste, è chiaro che c'è stata un'azione amministrativa a tratti anche che è stata colpita dal malaffare, dalle infiltrazioni del malaffare. E a quel punto lì abbiamo detto: noi così non andiamo avanti. Qual è il partito politico che, non essendo coinvolto in uno scandalo, lascia le poltrone? È un costo politico enorme, ci è costato tanto, Per alcuni dei nostri assessori, anzi i nostri assessori, che aveva la delega alla cultura, l'assessore al welfare, Rosa Barone, gli altri, adesso non li nomino tutti, presidenti di commissione, stavano portando avanti dei progetti, hanno lavorato tanto per la comunità pugliese. Però non potevamo continuare a far finta di nulla. La politica non può far finta di nulla, non può rimanere abbarbicata alle poltrone. E attenzione, però abbiamo fatto di più. Potevamo semplicemente prendere questa decisione che aveva un senso, ma noi abbiamo fatto di più. Noi abbiamo lavorato nei giorni precedenti, io ho portato e ho lasciato lì in regione un patto per la legalità che ci siamo studiati, abbiamo affinato, una proposta di legge per creare un nucleo di ispettori per prevenirlo il malaffare, non per subirlo. E li abbiamo lasciato. Abbiamo detto: noi non vogliamo nessun assessorato, vi lasciamo le poltrone, quindi fate quello che volete. Ci interessa solo una cosa: ci mettiamo da parte, continueremo a lavorare singolo provvedimento su singolo provvedimento, a secondo dei casi lo valuteremo con obiettività. Ci interessa che venga adottato questo patto per la legalità, che venga creato questo nucleo ispettivo. Questo nucleo, se adesso le altre forze politiche ci seguiranno, sarà tale che qualsiasi nomina nelle partecipate, qualsiasi affidamento di appalti, contratti pubblici,
qualsiasi nomina di consulenti, collaboratori anche degli staff, dovrà essere filtrato e continuamente monitorato da questo nucleo di ispettori sotto la direzione di un assessorato della legalità. Ecco, questa è la buona politica. Noi chiediamo solo questo. Poi siamo disponibili a tutti i sacrifici personali, non ci importa nulla. L'importante è ottenere questo risultato nell'interesse di tutti. E guardate che ormai la politica sta con una degenerazione diffusa da nord a sud. Ecco perché ho detto al centrodestra, di fronte agli scandali che sono stati a Bari e in Puglia, non c'è nulla da gioire, perché infatti dopo qualche giorno c'è stato un esponente di Fratelli d'Italia coinvolto in uno scandalo per scambio di voto politico mafioso a Palermo, dopo a Catania e così via, dappertutto ci sono casi di questo genere, di corruzione, di inquinamento. Nessuno deve gioire. Purtroppo c'è una degenerazione complessiva. Sapete perché? Perché l'aveva denunciato Berlinguer in una lontana intervista al quotidiano La Repubblica del 1981. Pose la questione morale, ricordate? Qualcuno di voi lo ricorderà. La questione morale la descrisse, sapete come? Come una degenerazione dei partiti che diventano degli apparati di potere. E purtroppo oggi siamo ritornati a quel contesto, a quella condizione. Succede che molto spesso i partiti vogliono, pur di mantenere il consenso, si predispongono a qualsiasi compromesso. Addirittura le strutture pubbliche, quando parlo di strutture pubbliche parlo di uffici comunali, regionali, ufficio dell'INPS, le ASL, provveditorati, diventano strumenti per i partiti per piazzare le persone, per mantenere il consenso, alimentare il consenso. E quando questo diventa, a quel punto lì tu non pensi più ai competenti, ai meritevoli, pensi a mettere le persone di fiducia, fedeli. E quindi pensi a utilizzare queste strutture pubbliche per alimentare il tuo consenso, il consenso politico. Questa è una degenerazione. Ci fa male. Sapete perché fa male? Voi sapete come lo toccate? Con mano? Perché quando andate a chiedere una pratica, una visita anche sanitaria, quando andate ad aprire una licenza per il commercio, a qualsiasi livello, quella diventa una cortesia che vi viene fatta. No, quello è un diritto di noi tutti cittadini. Non possiamo consentire che quelli che sono i nostri diritti diventano favori, scambi di cortesie personali e poi ti chiedono il voto. Dobbiamo ribellarci. Dobbiamo ribellarci. Ciao, amico mio, tu sei giovanissimo. Tu meriti un futuro migliore di quello che stiamo vivendo noi. Noi dobbiamo lavorare anche per te. Questo è un momento molto importante, vedete, perché qui si vota per una svolta e io lo dico con grande umiltà. Se vorrete riporre fiducia nel lavoro preparatorio che è stato fatto da questi amici, io sono convinto che si potrà avere un governo della città e cercare di migliorare le cose. Lo dico senza arroganza, senza presunzione. Rispetterò la vostra scelta se la penserete diversamente. Io però vi chiedo, dopo vari anni in cui si sono alternate varie amministrazioni che hanno provocato anche delusione, almeno molti di voi mi riferivano la delusione rispetto alle aspettative suscitate. Ed è qui anche che nasce questa proposta. Ecco, io spero davvero che ci possa essere l'occasione per voltare pagina, per provare una squadra di amministratori di segno completamente diverso,
dove cercheremo di valorizzare quelle che sono poi le risorse di San Giovanni Rotondo, a partire dalla rigenerazione urbana, a partire dal turismo, valorizzare ancora di più il turismo. Oggi si parla anche di nuovi percorsi del turismo, oltre al turismo religioso dedicato al nostro amato San Pio, Padre Pio. C'è una particolarità però, che questa elezione viene a coincidere anche con l'elezione europea. E qui permettetemi di dire che non vi potete distrarre. Questo è un bivio della nostra storia. Mai come adesso l'appuntamento elettorale di questa campagna europea viene a coincidere con un contesto europeo e internazionale così complicato e così difficile. Ve ne state accorgendo che stiamo andando passo dopo passo verso una guerra mondiale? Ne siete consapevoli? Questo non è allarmismo. Vi ricordate come è iniziato? Tutti abbiamo condannato con fermezza l'aggressione di Putin, assolutamente ingiustificata, contraria a qualsiasi norma, la norma più elementare del diritto internazionale. Tutti ci siamo schierati con la popolazione ucraina. Però attenzione, c'è modo e modo di schierarsi con la popolazione ucraina. Quello che ci è stato proposto da subito è stata una pericolosissima strategia militare, con l'unica prospettiva di un'escalation militare, inviare sempre più armi e quando non bastavano se ne inviavano di più. Primo, secondo, terzo, quarto invio. All'inizio, nonostante il Movimento 5 Stelle abbia la vocazione alla pace, scritto bene nella nostra Carta dei Principi e dei Valori, anche noi con grande sofferenza abbiamo detto: qui non possiamo non intervenire anche con aiuti militari. La simmetria sul piano militare è così forte che se noi lasciamo che la Russia non interveniamo in soccorso dell'Ucraina, la Russia nel giro di qualche settimana può invadere completamente l'Ucraina. Quindi con un approccio anche pragmatico, con tormento, detto a Draghi, chiamai Draghi e dissi: noi ci siamo, va bene anche l'invio militare, però da subito dobbiamo costruire un percorso negoziale, perché non può essere questa la strada. Era già chiara la prospettiva, a volerla vedere con lungimiranza. Purtroppo su questo siamo stati traditi. C'è stata una possibilità, la storia poi ce lo racconterà meglio, la storia lo racconterà. C'è stata la possibilità di addivenire a un negoziato di pace anche forse a condizioni onorevoli. Londra e Washington l'hanno rifiutato. Governanti in Europa che non hanno avuto coraggio e di lì, anzi, hanno iniziato a prenderci in giro. Si è creata una grande mistificazione, l'avete seguita? Con la complicità di tutta la stampa, ma non solo nazionale, internazionale. Riporteremo una vittoria militare sulla Russia. Giorgia Meloni, poi dopo è arrivata dopo Draghi, ha scommesso, ha usato queste parole, sulla vittoria militare sulla Russia. Poi ci hanno detto, ci hanno preso in giro facendoci credere l'economia russa crollerà di qui a breve. Poi ci hanno raccontato che un'altra prospettiva mistificatoria è in atto un cambio di regime, faranno un colpo di Stato e crollerà Putin. Poi ci hanno detto, vi ricordate, a un certo punto sono fioccati articoli di autorevoli commentatori. Ma avete visto? Putin ormai ha una malattia degenerativa, ha il cancro, sta morendo. Tutte queste fesserie. E ogni volta che c'era uno scontro, ecco, la controffensiva ucraina sta riuscendo. E invece cosa adesso tocchiamo con mano? Nessuna controffensiva ucraina è riuscita, assistiamo soltanto al fatto
che gli armamenti sono sempre più sofisticati. Crosetto, Meloni non ce lo vogliono dire. Stiamo mandando missili di lunga gittata, cioè significa che con i nostri missili l'Ucraina può colpire anche Mosca, può scatenare una reazione sul controllo. E ricordiamoci sempre che a Mosca, in Russia, ci sono 6.000 testate nucleari. Ma che conflitto bellico vuoi affrontare? Non era meglio affrontare da subito e investire negli sforzi diplomatici? Non era meglio far ricorso al dialogo faticoso, difficilissimo? Qualcuno ha detto ma i da vigliacchi è una resa. Non è che possiamo fare, che facciamo? La pace con Putin? Vi rispondo, a voi conoscete la storia. Vi risulta che un trattato di pace sia stato sottoscritto solo tra alleati? È chiaro che bisognava negoziare con Putin. Ogni giorno che passa il nostro potere negoziale rischia di ridursi sempre più. E allora io vi garantisco che la nostra scelta qui è di aver messo pace nel simbolo. Non è una scelta opportunistica, è una scelta che rispecchia il bivio che dobbiamo affrontare. Se voterete gli europarlamentari 5, ho sentito Mario Furore, reduce da una esperienza quinquennale al Parlamento europeo, dove si è comportato con disciplina e onore. Ma questo vale per tutti gli iscritti nella nostra lista. Tutti saranno dei costruttori di pace per 5 anni. A differenza di altre forze politiche, io non ho fatto casting. Vi confesso che avrei potuto inserire nelle liste anche altre personalità, però ho voluto la massima garanzia che tutti coloro che troverete in lista saranno dei costruttori di pace. E posso dire, qui chiedo a tutti voi, se loro vi daranno fiducia, la prima delibera deve essere San Giovanni Rotondo, città della pace. Da San Giovanni Rotondo devono partire iniziative di pace, forti della nostra coscienza religiosa. Dobbiamo far sentire al mondo intero e ai belligeranti la nostra vocazione per una pace, per un cessate il fuoco. Questo vale anche per Gaza. Avete visto cosa sta succedendo? Anche lì siamo stati fermi, risoluti nella condanna delle atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre. Non c'è da distinguere. È un atto terroristico infame. E ancora adesso dobbiamo ricordare che ci sono cittadini ebrei che sono ancora tenuti ad ostaggio dopo mesi. Ma una cosa è assolutamente partire da questo riconoscimento di queste atrocità, altra cosa è una reazione come quella che è stata posta in essere. Dobbiamo riconoscere assolutamente il diritto di Israele all'esistenza, alla protezione dei propri concittadini, ma la reazione, questa qui l'abbiamo detto dall'inizio, va condannata fermamente, perché è una reazione che ha sin qui prodotto 35.000 morti civili palestinesi, per buona parte donne e bambini, è del tutto inaccettabile, va condannata con fermezza. Ci sono tanti modi per reagire e sicuramente il diritto di combattere Hamas e proteggere i propri cittadini Israele ce l'ha, ma questa strategia militare di questo governo Netanyahu è assolutamente inaccettabile, va condannata anche lì con fermezza. E il nostro governo è stato un governo vigliacco, perché all'Assemblea delle Nazioni Unite per 2 volte si è astenuto sulla risoluzione che prevedeva il cessate il fuoco, con tutte le scuse possibili e immaginabili.
Allora vedete, quando hai dei principi e dei valori è facile declinarli, attuarli. Oggi c'è un delirio collettivo. Oggi il bivio in Europa è che ormai si è avviata questa strategia militare, ce l'hanno propagandata come la migliore, la più efficace, come la più vincente. Tutti i comparti della difesa, comparti militari ormai stanno facendo una corsa al riarmo, non li riescono a fermare più. I nostri governanti dovrebbero dire: abbiamo fatto errate valutazioni, abbiamo sbagliato, non lo ammetteranno mai. E allora sapete qual è il risultato? Che oggi abbiamo un'Unione Europea che è completamente votata a maggiori investimenti militari, a maggiori spese militari. Loro parlano di difesa comune europea, ma io sono favorevole, ci ho lavorato anche, ho iniziato a lavorarci anch'io quando ero Presidente del Consiglio a un progetto di difesa comune europea, ma un progetto genuino di difesa europea nell'interesse collettivo significa razionalizzare la spesa per gli armamenti, realizzare economie di scala, ma soprattutto individuare una politica estera europea che ancora non c'è, ancora non c'è. Invece loro parlano di difesa comune europea, ma la intendono soltanto come maggiori investimenti militari. All'ultimo Consiglio europeo hanno ormai deliberato, è scritto nero su bianco, stiamo andando verso un'economia di guerra, dove si produrranno sempre più armamenti. Abbiamo stabilito il record per quanto riguarda la spesa militare in Europa, ma addirittura nell'intero pianeta. Mai successo di raggiungere questi livelli. Ma è questo di cui abbiamo bisogno? Scusate, io vedo un'altra realtà. Io vedo la realtà in Italia e non solo di 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che prendono 3, 4, 5 euro lordi l'ora, che hanno bisogno di un salario minimo legale. Pensate, ieri o l'altro ieri eravamo a Santeramo, giù in Puglia. Ho incontrato, io mi fermo sempre a parlare con i cittadini, mi fermo nelle piazze, per le strade, mi fermo a chiacchierare per capire come va l'Italia, per cercare di comprendere i vostri bisogni. Mi si è avvicinata una dottoressa con un accento del nord. Dico: ma lei che ci fa qui a Santeramo, qui in Puglia? Ho sposato un militare e mi sono trasferita qui. Sono una dottoressa commercialista. Presidente, mi vergogno a dirlo. Sa quanto prendo io all'ora? Quanto mi pagano? 1,8 euro in nero. In nero. Queste cose Giorgia Meloni non le sa, perché dice che è una del popolo, ma non si ferma a parlare col popolo. Dice: chiamatemi Giorgia, ma rimane sempre lì. Quando si muove non vuole manco rispondere ai giornalisti. Eppure, se si fermasse a parlare col popolo, vedrebbe che ci sono un record storico: 5,7 milioni di cittadini in povertà assoluta abbiamo raggiunto. 5,7 milioni, e tu ti scateni contro le persone in difficoltà, ne fai una guerra ideologica, li dileggi pubblicamente. Ma chi li dileggia pubblicamente? Meloni? Santanchè? Santanchè, quella della truffa aggravata che ha utilizzato i fondi Covid, che erano destinati ai lavoratori, li abbiamo destinati alle imprese durante la pandemia e ci ha fatto una truffa sopra. E adesso non si vuole dimettere. E Giorgia Meloni difende questa sua ministra per solidarietà di partito, non si rende conto che stiamo perdendo credibilità. L'istituzione di governo la guardano tutti, leggono tutte le testate queste accuse. Siamo riusciti a far dimettere Sgarbi, c'ha 3 indagini contemporanee. Poi, attenzione, dobbiamo sempre rispettare la persona.
Noi auguriamo a queste persone di poter far valere le loro ragioni nel processo, in un giusto processo. E vi assicuro che se un domani potessero chiarire tutte queste posizioni, a me non dispiacerà affatto, sarò contento per loro. Però l'istituzione di governo è un'altra cosa, quella è responsabilità penale, la responsabilità politica è altra. Tu non puoi rappresentare l'Italia se addirittura come la ministra Santanchè in questo momento ci sono accuse gravi, circostanziate, documentalmente provate su una truffa Covid. Chiediamo troppo? Poi è chiaro che voi non venite a votare e non venite a votare no. Se questo è l'esempio che dà la politica, dove la solidarietà di partito, dove uno si sistema la sorella al partito, il cognato ministro, eccetera, è chiaro che l'intera classe politica perde credibilità. Oggi un quotidiano nazionale ha dato notizia che adesso vogliono attaccare e far ritornare i vitalizi alla Camera. Combatteremo con tutte le nostre forze perché non si torni indietro, però purtroppo hanno i numeri, perché i cittadini italiani legittimamente hanno fatto una diversa scelta alle ultime elezioni politiche. Però poi queste diverse scelte, vedete, sono conseguenziali. Conseguenziali cosa significa? Significa che adesso queste forze di maggioranza stanno portando avanti il progetto di autonomia differenziata. L'autonomia differenziata, è chiaro, credo a tutti, ci lascerà ancora più indietro. Le regioni che oggi sono in difficoltà, le regioni del sud in particolare, rimarranno sempre più indietro, perché è ovvio che se autonomia differenziata significa che ogni regione si gestirà la sanità, l'istruzione, diventerà proprietario delle infrastrutture, delle autostrade, vuol dire che le regioni più ricche genereranno sempre più ricchezza, quelle più arretrate, quelle più in difficoltà, saranno sempre più indietro. È un disastro, è un completo disastro che la Lega sta perseguendo perché ormai pensa soltanto, è concentrata sulla Lombardia, sul Veneto. Peraltro cercherò di far spiegare, ho già iniziato a parlare agli imprenditori del nord. Chi fa impresa, anche un imprenditore lombardo, non si potrà mai avvantaggiare dell'autonomia differenziata. Se io svolgo attività economica, produco beni, erogo servizi, ma secondo voi, se attraverso il confine della Lombardia, Veneto, e devo vendere prodotti in Veneto, erogare servizi in Veneto dove c'è una regolamentazione completamente diversa, che vantaggio ne ho? Oggi si chiamano costi transattivi, li affrontano gli imprenditori per andare all'estero, ma se un domani dovranno affrontare per andare in Veneto, in Emilia-Romagna, per spostarsi da una regione all'altra, tutto questo complicherà anche le attività economiche. Queste cose non le vogliono raccontare, non ve le vogliono dire. È un disastro dividere l'Italia in 20 staterelli con 20 regolamentazioni diverse. I nostri padri costituenti, che hanno scritto una bellissima Costituzione, non hanno scritto questo nella Costituzione. Eppure, ecco qui l'inganno, con uno stratagemma, stanno realizzando il progetto di autonomia differenziata, addirittura senza neppure una riforma costituzionale, con legge ordinaria, e c'hanno i numeri. Allora quando andrete a votare, pensate anche a questo. C'è un bivio. In Europa i nostri europarlamentari andranno per combattere l'austerità. Hanno approvato i nostri governanti, il nostro governo, un patto di stabilità che ci porta all'austerità, che noi abbiamo combattuto durante la pandemia. Abbiamo ottenuto la sospensione del patto di stabilità, abbiamo ottenuto addirittura Next Generation, una rivoluzione. Pensate, la prima volta erano decenni che se ne parlava. Ci siamo riusciti, ma grazie a voi, ai vostri sacrifici.
a quel senso di unità. Siamo stati un paese unito, coeso, forte, ma non immaginate all'inizio, quando è scoppiata la pandemia, io stavo male tantissimo come tutti voi e poi nel confronto con i leader mi guardavano quasi con commiserazione. Ma quando abbiamo iniziato a reagire con tutte le energie mentali, fisiche, tutti quanti insieme, siete stati meravigliosi nel rispettare le regole. Io sono tornato in Europa a testa alta e tutti si complimentavano, erano ammirati della nostra lezione. Abbiamo dimostrato rispetto a tutti gli sberleffi che ci siamo beccati storicamente di essere un grande popolo, una grande comunità. Abbiamo impresso una svolta in Europa, un piano straordinario di finanziamento basato sull'indebitamento degli Stati, indebitamento comune, impensabile. Ci hanno portati 209 miliardi grazie ai vostri sacrifici. Perché adesso non abbiamo combattuto? Perché i nostri governanti non hanno combattuto? Perché Giorgia Meloni ha accettato un patto di stabilità che i suoi stessi europarlamentari si vergognano di approvare? Quando è passato al Parlamento, i parlamentari europarlamentari, Parlamento europeo, europarlamentari di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, si sono astenuti. Ma come? A dicembre Giorgetti e Meloni l'hanno approvato, prevede tagli di 13 miliardi, almeno 13 miliardi. E gli stessi parlamentari si sono astenuti. Ma che gioco delle carte è? Il gioco delle tre carte. Si fa sempre confusione. Avete visto sulla decontribuzione Sud? Durante il Conte 2, durante il mio governo, abbiamo varato questa misura decontribuzione. È necessaria come il pane per tutto il Sud. Quanti imprenditori ci sono qui? Bene, voi sapete cosa significa decontribuzione Sud? Significa che per tutti gli imprenditori del mezzogiorno abbiamo tagliato il costo del lavoro, sgravi fiscali per i lavoratori. Quella misura ha consentito in 3 anni, 2021-2023, di assumere nuove lavoratrici e lavoratori, 3,7 milioni, e si applica a tutti i lavoratori. È stato difficilissimo farla approvare a Bruxelles, sapete perché? Perché sono considerati aiuti di Stato, non ce li volevano concedere. Ci siamo battuti come leoni anche lì. Se sei patriota non a chiacchiere, se non sei patriota della domenica, ti fai valere a Bruxelles, non in TV. E adesso Fitto ha annunciato decontribuzione finirà a giugno. Ma come finisce a giugno? Ma alzati, muoviti, lascia la campagna elettorale europea, vai a combattere a Bruxelles. Abbiamo detto che deve essere almeno decennale. Un imprenditore non si può avvalere di uno sgravio per 1 anno, per 2 anni. Deve essere una misura tendenzialmente strutturale. Di questo ha bisogno il Sud. Chi fa impresa al Sud, guardate che non è nessun privilegio. Voi imprenditori che fate impresa al Sud, mediamente incontrate molte più difficoltà, infrastrutture, divario di infrastrutture, divario per quanto riguarda i servizi. Di Vella, l'imprenditore di Bari della pasta alimentare, ha giustamente detto: io non ci sto, gli sgravi sono necessari, ha detto in sostanza, perché se io devo competere con i miei omologhi del nord, io per portare la pasta da Bari al Veneto, io ci metto molti più soldi, molti più difficoltà con le nostre infrastrutture. Giusto? E allora noi dobbiamo rivendicare decontribuzione Sud. Ci prendono in giro continuamente, stanno prendendo in giro il Sud. L'ultima, vi dico soltanto questa, poi mi avvio a conclusione, non vi volevo trattenere così tanto. L'ultima è veramente una presa in giro sistematica. Allora c'è un fondo
che si chiama Fondo Perequativo per le infrastrutture per il Sud. Anche lì, fondo creato apposta perché le infrastrutture nel Sud ovviamente sono meno efficienti rispetto a quelle del Nord. Era un fondo che io ho lasciato di 4,4 miliardi. L'hanno cancellato. L'hanno cancellato a inizio di quest'anno. Adesso lo hanno recuperato e Giorgia Meloni si è vantata di aver creato questo fondo. L'ha rinominato, ci ha messo scarsi 900 milioni. Ma mica siamo sciocchi al Sud. Oh, ma mica stai parlando con gente che non sa leggere le carte, i decreti. Tu ci hai tagliato 3,5 miliardi che sono dovuti al Sud per colmare il divario infrastrutturale rispetto al Nord. Allora, cari cittadini, dobbiamo farci valere. Adesso si voterà. Pensate a tutte queste cose. Pensate alla realtà di chi dice che è patriota. È patriota, ma lo vedi che con il caro mutui molte famiglie sono andate in difficoltà. Io ho incontrato molte famiglie disperate, gli stanno vendendo casa. Ma allora non hai fatto pagare gli extra profitti alle banche? Perché non ti hanno versato neanche un euro, 0 euro, si sono divise 28 miliardi di utili nel 2023. E tu lasci che i cittadini perdano casa all'asta per il caro mutui. Hai detto delle accise alla benzina, aiuti alla benzina, anche quello non l'hai rispettato. Ma come poi dici che mi preoccupo alla natalità, ma anche sulle cose più piccole, anche più importanti per le famiglie. Hai raddoppiato l'IVA sui prodotti di prima infanzia, pure sui pannolini. C'è qualcosa che non torna. Le promesse sono state tante e legittimamente molti di voi ci hanno creduto, però non sono stati conseguenti. E allora, e qui finisco, dateci fiducia. Io, per parte mia, non faccio facili promesse, però se voi voterete questa squadra, qui per il Comune di San Giovanni Rotondo, Città della Pace, se voterete i candidati che sono in lista per l'Europarlamento, avrete persone motivate, persone che con onestà, serietà e massimo impegno si batteranno per una svolta, saranno costruttori e messaggeri di pace, si batteranno contro l'austerity, si batteranno perché la transizione ecologica continui. Dobbiamo avere aria pulita, dobbiamo contrastare i cambiamenti climatici. Non possiamo passare dalla transizione ecologica alla transizione militare. Ce la metteremo tutta, sempre con grande forza, con grande coraggio. Non ci lasceremo distrarre dagli insulti. Per noi, vedete, la politica senza principi è come un medico. Qui abbiamo Casa Sollievo della Sofferenza. Filippo, vieni qua. Filippo, tu lo sai, può essere un medico, ci possiamo trovare di fronte a un medico bravo, conosce bene le regole dell'arte, conosce bene lo stato più avanzato della sua materia, della medicina. Se non c'è umanità, però non c'è la ricchezza di quella che è la missione di un medico. E allora è così per la politica. La politica senza principi significa gestione del potere, non ci riguarda. San Giovanni Rotondo, forza! Movimento 5 Stelle!
Filippo Barbano questa proposta. Un abbraccio davvero e vi ringrazio tanto, siete rimasti fino alla fine, tutto questo tempo mi avete ascoltato con attenzione, questo mi onora come vostro concittadino. Grazie San Giovanni. Ringraziamo Filippo Barbano, le liste e i candidati.